L'agguato scattò 25 anni fa, era il 4 aprile del 1992, vigilia delle elezioni politiche, le ultime della cosiddetta Prima Repubblica. Era sabato. Come ogni giorno il maresciallo Giuliano Guazelli, il mastino, la memoria storica dell'antimafia in provincia di Agrigento, dopo aver lasciato la caserma si avvia con la sua ritmo color verde verso Menfi, dove abita con la famiglia. Lo precede un furgoncino bianco. Giunto alla fine del viadotto Morandi, gli sportelli del mezzo si aprono e scoppia l'inferno. Guazelli viene raggiunto da decine e decine di colpi. Un'ora dopo arriva un distrutto Paolo Borsellino. La sera piomba il ministro degli interni, Vincenzo Scotti, che presiede un vertice dell'ordine pubblico. Guazelli si era occupato della cosiddetta Stidda, organizzazione mafiosa parallela a Cosa Nostra nell'Agrigentino, indagando anche sulla strage di Porto Empedocle del 1986. 25 anni dopo resta intatta, viva, la memoria di Giuliano Guazelli. C'è la lapide all'ingresso della caserma che ospita il comando provinciale e una targa sulla porta della stanza nella quale aveva lavorato per decenni. Questa fu la sua scrivania. Da questo posto ha riempito pagine e pagine di informative antimafia con tanto di nomi, cognomi, date, riferimenti, alleanze. Note che finivano sul tavolo di Rosario Livatino, Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, con i quali aveva intessuto anche rapporti di amicizia che andavano al di là del lavoro, tutti finiti nel mirino della mafia, tutti ammazzati. Guazelli, anche lui, un uomo, un servitore dello Stato con la schiena dritta. Oggi è il giorno del suo ricordo.